Amici del tubo, tagliando dei 20.000, andiamo. Telefono. Amici del tubo, siamo in concessionaria di Vicenza con Valerio, il titolare. E vengo a riprendere finalmente la moto, ma gli facciamo una bella domanda che tanti mi chiedono, ma un concessionario ha la parola per rispondere. Ciao a tutti, sono Valerio. Allora, la domanda che volevo farti è questa. Molti mi chiedono, mi piace la IMA, però sono indeciso con la Scram, e quindi mi chiedono qual è la differenza, cosa devo scegliere, cosa devo guardare. Gli puoi dare la risposta? Allora, guardate, la differenza principale tra le due moto è solo nella ciclistica, nel senso che abbiamo una ruota da 21 per quanto riguarda l'Himalayan e una ruota da 19 per quanto riguarda lo Scram. E la meccanica per il resto è tutto uguale, per cui motore, centraline, tutto quello che riguarda è tutto uguale. E l'unica differenza è anche nel peso, perché è una moto un po' più leggera lo Scram e si presta più per un uso più cittadino, ecco, un po' più agile nel centro città, ecco. Uno che vuole viaggiare, quindi meglio l'Himalayan. L'Himalayan si presta un po' più per il turismo, anche oltre che per il fuoristrada è più impegnativo, si presta di più perché le si può allestire con le borse, sia anche nella parte anteriore, hai più protezione per quanto riguarda il vento, col parabrezza già installato, tutto. Perché la Scram non ha il parabrezza. Nuda in tutto per tutto. Capito? L'ultima domanda, cosa ha di differenza questo modello nuovo del 2023 dell'Himalayan? Sono pochissimi accorgimenti, praticamente è stato applicato una presa USB qui sotto, Ok. c'è la grafica nuova della strumentazione Ok. e le nuove colorazioni. Che sono bellissime. Sì, veramente. Ok, ti ringrazio. Prego. E vado a prendere la moto e poi facciamo i conti dei 20.000. D'accordo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. E vi aspetto a Vicenza, Ciao ciao. Sono qui ancora perché mentre attendo che si libera l'ufficio per andare a saldare, ci facciamo un caffè e ovviamente è offerto dalla concessionaria. Vediamo se non faccio confusione. Caffè espresso, clicco. Quindi poi immaginatevi di prendere un bel bicchiere di caffè e stare qua in questo club, no? Ce lo facciamo anche noi, Royal Enfield Himalaya Veneto, un bel club così, con caffè, birrette, queste robe Royal. Stiamo qua, ci raccontiamo un po' di modifiche, viaggi, esperienze. Eccola la mia contessa, sistemata, pronta in mezzo alle altre da consegnare, e qui ho i miei bei bagaglini. Adesso andiamo a disturbare Christian perché l'altra volta non sono riuscito a fare l'intervista, adesso gli chiediamo che cosa mi hai fatto alla moto. Andiamo a cercarlo. Ragazzi, sono qua in diretta che non lo sapeva neanche con Christian. Aspetta che giro più la videocamera. Gli richiediamo una cosa interessante. Intanto ciao Christian. Ciao, ciao, tutto bene? Bene, te? Tutto a posto? Scusate. Allora, che cosa mi avete combinato?
Allora, abbiamo fatto tagliando dei 20.000, quindi c'è stato il cambio olio, il cambio fluidi in generale, ok? Quindi olio dei freni, Mettiamoci scusa, qua. olio dei freni, Sì. olio motore, filtro olio, e controllo generale, controllo registrazione punterie. Come avevi richiesto anche, ti avevo messo su la candela Iridium, che appunto è qualcosina che va extra rispetto a quello che è lo standard, anche come chilometraggio, perché è già stata cambiata a 15.000, però appunto è una candela un po' più performante che anche quando vai a mettere in moto ha già una scintilla migliore. Poi abbiamo sostituito il kit trasmissione. Ah sì? Sostituito il filtro dell'aria chiaramente a 20.000 e controllato tutti i vari passaggi, le tubazioni della flusso benzina e anche che vanno al canister. Sì, tutto quello da tabella di manutenzione. Che è un tagliando un po' più grosso degli altri, giusto? Sì, esatto. Sì, se non più che altro per il fatto che vai a cambiare elementi come il filtro dell'aria che ti portano su un po' di soldini più. Disturbarti Le pastiglie di freni. E le pastiglie del freni, ok. E prossimo tagliando. Allora, questa qua va controllata ogni 5.000 e ogni 10.000 fatto cambio olio. Dopo, se ne fai un uso più importante, noi consigliamo magari di cambiarlo ogni 5.000, anche perché monocilindrico che tiene 1,5 kg di olio, grosso modo, non è quello che ti fa salire su, diciamo, il prezzo dell'intervento, per cui magari Che controllatina non fa mai male. Esatto. Comunque appunto se ne hai un utilizzo un po' più importante e fuori statistico, magari che vai forse anche, cioè, controlli l'olio, se è il caso magari lo cambi anche anticipi, diciamo, la sostituzione ogni 5.000 piuttosto che 10, però appunto casa madre ti dice 10.000, dopo ognuno sa se ha un uso più gravoso del normale, diciamo. Perfetto, Christian, ti ringrazio. Gentilissimo. Se avete bisogno, sapete che li trovate qua a Vicenza, siete in una botte di ferro, come sempre lo dico sempre, e andiamo a farci un giro, anzi vado a lavorare. Grazie ancora Christian. Bene, E alla prossima. Giornata, grazie. A te. Ciao. Ok. Oggi stile TG, no? Tanto difficile è stata la cosa, però dai, molti mi chiedevate queste cose, quindi ci siamo. No? Parlando qua con Christian, perché mi intrattengo, vieni pure, ti prego. Allora, parlavamo un po' del mio canale, perché volevo fargli capire perché sto facendo queste cose, e gli ho detto che tanti che iniziano e sono curiosi della IMA vanno a leggere in giro e vanno a chiedere a chi fa video su YouTube. E una cosa principale che tutti pensano e sanno è: ma non frena un cazzo. Perché? Cioè, ho detto, ma cioè, non è... E lui mi ha spiegato perché. Sì, praticamente come ti accennavo prima, È una cosa voluta. Sì, l'impianto frenante dell'Himalaya è stato tarato per una moto che ha la vocazione fuoristradistica, ok? Per cui non può essere un impianto che va a pinzare e a bloccare la ruota. Vabbè, chiaramente hai l'ABS, però molto più... Che si può anche togliere in caso. Sì, certo, si esclude solo sull'Euro 5 e solo sul posteriore, però. Sì. Ok. E gli altri modelli facevano un giochetto di pulsanti, di cavi, o tolgono. Potevi andare a bypassare quella che era l'alimentazione della centralina ABS. Esatto, sì. Chiaramente quello esatto. Però appunto l'impianto frenante è stato tarato in questa maniera qua. Infatti, come ti dicevo, se tu vai a provare cilindrate più piccole, tipo i 3,50 oppure anche i 6,50, vedi che la pinza è molto più mordente, molto più aggressiva. Perché? Perché quelle sono votate esclusivamente alla strada, ok? Mentre questa, essendo che è concepita anche per un uso fuoristradistico, deve essere più morbida, perché sennò ti mette in difficoltà se hai una pinzata troppo violenta, diciamo. Per cui è voluta così. E confermo, perché ho fatto tutta la via del sale senza togliere l'ABS, bestemmiando che non riuscivo a toglierla, come ben sapete. Poi ho imparato, me l'ha insegnato lui. Ecco, per cui sì, ha questa caratteristica, diciamo, che ognuno la provi e senti se
se fa per te oppure no. Esatto, sempre quello è il discorso, provatela, se la provi la puoi capire, invece di giudicare sempre senza averla mai provata. Vabbè. Ecco, se volete, questo weekend qui abbiamo appunto il Porte Aperte, quindi c'è tutta la gamma a disposizione per chi volesse. Non so se questo video riuscirà prima di sto fine settimana, però sappiate che qua potete sempre provarle. Io li mando tutti qua, mannaggia, li mando tutti qua ai miei amici che mi chiedono per provare. Aspetta. Sì, sto registrando. Non l'ho salutato, però sai cosa? Questa intervista è sempre strana, perché tu stai lì, guardavi me e ti si vedeva male. Se ti mettevo qua, poi tu cosa facevi? Vedi, giravi verso di me. Forse devo mettere. Vedi che io non sono un telegiornale. Io devo farmi per i prossimi. Esatto. Devo farmi solo i giri in moto. Grazie Cristian. Ancora, buona serata e buon divertimento. Adesso devi solo utilizzarla e goderti l'estate. Per magia mi sono cambiato. In verità è un altro giorno, di un altro giorno, di un altro giorno, perché questa conclusione di video volevo farvela all'aria aperta con la moto. Però questi giorni diluvia e non si ferma, quindi sono qua da me in studio, in negozio e ve ne parlerò qua. Allora, fatturina pesantina, ma ci sta. I tagliandi si sa, costano 120, 150, più o meno così va da concessionario a concessionario, non hanno un costo molto, cioè non sono molto costosi, ok? A differenza di altre moto e altre case. Quello dei 20.000 è più corposo. Togliendo le cose che ho aggiunto io, cioè candela e soprattutto il kit trasmissione nuovo, DID, il tagliando sarebbe in pratica il doppio di quelli normali, ok? E ci sta perché ci sono tutti i fluidi, l'olio della forcella, hanno smontato tutto, ho cambiato l'olio della forcella, cioè ho una moto nuova ragazzi, ok? Ho fatto sostituire quindi filtro olio motore, filtro aria, rondelle, olio freni, olio forcella, kit trasmissione DID, candela, pastiglie davanti, pastiglie dietro. Gli ho fatto anche cambiare il portatarga perché quello della mia concessionaria di Vicenza mi piace molto, che c'è scritto Royal Enfield in piccolo sotto. Ecco, è una cosa così, siamo arrivati a un tagliando tipo GS, però è il tagliando dei 20.000 più il kit, più altre cose in più che ci ho fatto mettere io, quindi vi ripeto, il 20.000 che è importante è magari il doppio di quelli normali. Sono contento perché ho una moto nuova, un anno 20.000 km e il telefono che mi serve. Olè. E questi 20.000 km me li sono goduti, mi ha portato in posti fantastici da solo con Elena o anche in gruppo, come potete vedere dai miei video del canale e anche da questo bellissimo riassunto.
Ok, questo non vuole essere una recensione della moto perché l'ho già fatta, ce ne sono tante. E volevo solo dirvi che sono arrivate 20.000, ho fatto questo, vi ho portato 2 o 3 piccole interviste da un concessionario e le mie idee non sono cambiate. Cioè, questa è la moto che c'era 20.000 km fa e questa è la moto che mi piace e mi basta. Sì, magari un po' più di velocità in più per l'autostrada ci sta, però è questa e mi adeguo e mi fa impazzire perché mi va bene così. Quindi nei suoi pro e contro è l'Himalaya. Può piacerti o no? È perfetta. Non ho mai avuto problemi grossi, tranne adesso quello della catena, perché non è una catena buonissima. Sui 15.000 si inizia a lasciarsi andare un po' troppo, quindi ogni 1000-2000 km bisogna un po' tirarla. Quindi la soluzione, come ho fatto io, è cambiare completamente il kit e rimettere una catena migliore e durerà per un bel po'. Poi, se riesco, rispondo a un commento che mi è arrivato su YouTube che ha avuto già una risposta, che la risposta può anche bastare perché ti ha detto tutto. Però un saluto a Enrico che è indeciso sull'Himalaya perché in famiglia glielo sconsigliano. Buonasera Alessandro, ti scrivo e spero tu mi possa rispondere o magari fare un video per i tanti che si fanno le mie stesse domande. Sto valutando di comprare la mia prima moto e di comprare l'Himalaya. Mi piace molto dall'estetica alla filosofia eccetera, ma ho tutta la mia parentela contro, nel senso che avendo loro altre moto me la sconsigliano perché? Ti rispondo punto per punto. Intanto sì, è bello avere qualcuno di esperto che ha anche moto, però pensala con la tua testa e soprattutto vai a provarla, ok? Non aspettare il consenso degli altri, trovalo in te stesso e deciditi dopo averla provata. Magari anche a loro dopo gli piace. Allora, punto 1, è una moto che ha ragione purtroppo ha poco mercato in Italia. Non è a livello di le soliti GS, Ducati, però ce l'ha il mercato, si vendono, per cui nessuno la conosce. Oddio. O perlomeno in zona Verona dove abito in caso di guasti, quindi sarebbe difficile trovare officine in grado di metterci le mani con cognizione di causa. No, c'è la concessionaria, come è scritto dopo. Da una mia ricerca su Google sembra che a Verona esiste solo una concessionaria, tra l'altro, e nessuna officina specializzata. La concessionaria è un'officina specializzata per la nostra Himalaya. Ce n'è uno più o meno in tutte le città, non ce n'è anche, ce ne sono 2, 3, 4 per ogni città. Vai tranquillamente in un concessionario, io ti consiglio quello di Vicenza dove vado anch'io, vai anche a Verona e poi ti decidi. Comunque concessionario, vai tranquillo, ci sono. I pezzi di ricambio si trovano? Sì, si trovano dai concessionari online o da dei rivenditori che puoi trovare in internet. Bisogna farsi spedire dall'India? No. Poi se la concessionaria non ce li ha, c'è il fornitore italiano che li procura. Bisogna sempre interfacciarsi con la concessionaria? No, però consiglio perché loro ne sanno, loro ti sanno aiutare. Devi trovare quello giusto perché lo si capisce subito se si entra in un concessionario e trovi quello che ti vuole vendere la moto e basta, e quello invece che ti fa vivere un'esperienza, ok, dietro al Royal Enfield, l'esperienza della Royal Enfield, ok, quindi trovi passione, ok, e questo te lo consiglio, Vicenza c'è. Perché i concessionari applicano prezzi più alti? No, i prezzi sono quelli e comunque non sono per niente costosi, al confronto, ti ripeto, di altre marche e di altre moto. La qualità dei materiali di costruzione ritengono che sia bassa. Allora, non è una moto da 10, 20, 30 mila euro, è una moto da 5.000 euro, ripetiamo, vatti a vedere tutte le recensioni. L'unica pecca che ti posso dire in 20.000 km veramente antipatica è la catena, che lo si sa, non è buonissima, la cambi e sei a posto dopo un bel po', e 15.000 km comunque sono tanti. Il resto va, cioè il freno te l'ha risposto prima Christian, il resto è una moto comunque low cost che è ottima per farsi anche lo sterrato, un off difficile e anche duro, cade, la ritiri su, gli dai un calcio e vai via, cioè c'è anche questa cosa da pensare. Materiali di costruzione ritengono più. Poi 4, sarebbe difficile da rivendere nel mercato? No, perché molti, se non ce l'hanno come prima unica moto come me, ce l'hanno anche come seconda, terza o quarta, che la prendono anche per divertirsi ogni tanto, andare in giro, andare a divertirsi, invece di prendersi la prima moto che potrebbe essere, non so, un Africa, un GS o così via. Un mio amico qua di Padova ha appena venduto la sua Goldwing dell'80
non mi ricordo più, comunque vecchia, era un 1200, è andato a Roma, si è preso un Himalaya usata ed è tornata qua in moto. Grande Pippo, ci vediamo presto. Ecco, quindi il mio consiglio a Enrico è: vai in un concessionario, Verona, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, dove vuoi, e vai a fare un test drive, la provi e capisci. Questo fa parte, diciamo, anche della recensione della moto, non ne parliamo più, quindi Enrico, fidati, provala. Se non ti piace va bene lo stesso, ce ne sono altri di moto. A Vicenza, per esempio, c'è anche la Morini, che a me piace molto, però l'Himalaya è l'Himalaya. Ecco, quindi ragazzi, io sono contentissimo di questi miei 20.000 km, dei miei. Sta benissimo, ora dopo questo tagliando la sento come nuova, perfetta. Non ho nient'altro da dirvi perché non è una recensione, abbiamo già detto tutto e sono stufo di ripetere e combattere. Io non devo combattere per niente perché non devo venderla questa moto, è la mia moto, è un canale dove non faccio recensioni di moto ma si parlano di me, dei miei viaggi, dei miei giretti, ora del gruppo anche Royal Enfield Veneto e della nostra Himalaya con cui andiamo a divertirci come dei matti e ci fa anche viaggiare. Ecco. Ciao, grazie e al prossimo video. Scusate, spero che questa parte finale sia stata un po' utile. Volevo solo dire qualcosa di veloce dopo le interviste di questi 20.000. Io sono contentissimo.